12ª giornata di campionato, troviamo l'Audace in casa. È una partita importante che con la vittoria ci farebbe fare un bel salto in classifica. Ci abbiamo provato e abbiamo concluso il primo tempo con qualche speranza di farcela. Abbiamo aperto il secondo tempo attaccando, ma la bravura del portiere e la nostra foga nelle azioni non ci ha permesso di arrivare a rete. E purtroppo alla fine della partita siamo stati pesantemente colpiti dalle loro ripartenze. Dirige l'incontro il signor Zaccaria, coadiuvato dai signori Mangano e Curta. E dopo il minuto di silenzio per la scomparsa di Lucio Zavarise, una figura di spicco nel comitato regionale arbitri, la partita può cominciare. Inizia il primo tempo, batte l'Audace. Prima azione del Santa Lucia, Salvagno è servito, fa un lancio per Badia, si scontra con Righetti e l'arbitro ferma l'azione. Poco dopo c'è questa punizione battuta da Olivieri, Momodu si distende e mette a lato. Calcio l'angolo battuto da Belfanti, la palla si alza verso il cielo e cade dentro un nugolo di giocatori, poi rotola fra le braccia di Momodu. Adesso è l'Audace che batte un calcio d'angolo, la palla sorvola tutta l'area e si perde sul fondo. Azione dell'Audace, Albrisi per Pasquali che serve Grego. Il suo tiro finisce sull'esterno della rete della porta di Peritore. Rovesciamento di campo, Varano per Pulbere che serve Benfatti sulla destra del campo, il suo tiro deviato finisce in calcio d'angolo. Battuta di Belfanti per Olivieri, gran tiro che sfiora il palo a sinistra della porta. Adesso è Fiero che serve Salvagno, gran traversone e incornata di Pulbere che fa finire la palla sopra la traversa. Punizione battuta da Olivieri, il tiro di Varano è messo fuori da Lama de Ala. Sul successivo calcio d'angolo di Salvagno, Olivieri mette la palla sopra le recinzioni. Adesso è l'Audace a rendersi veramente pericolosa, Pasquale ruba palla, la mette all'esterno, arriva Plama de Ala che spara sopra la traversa. Reazione Santa Lucia, Salvagno riceve palla, la scodella sulla destra del campo per Benfatti, il suo tiro è ribattuto, c'è una ripartenza dell'Audace. Poi Varano recupera palla, serve nuovamente Salvagno, passaggio per Badia, non si capiscono, la palla finisce fra le braccia di Momodu. Lunga rimessa di Peritore, Pulbere recupera in qualche maniera, la mette per Salvagno, il suo tiro esce a lato della porta di Momodu. Ancora un'azione Olivieri-Salvagno, tiro verso il centro dell'area, la difesa libera. E ancora Santa Lucia, Varano lotta con i difensori e riesce a servire ancora Salvagno, il suo tiro è respinto da Momodu, poi Pasquariello spazza. E ancora una punizione di Olivieri per Varano che ci prova, poi l'arbitro fischia e ferma l'azione. E proseguono gli attacchi del Santa Lucia, rimessa da fallo laterale di Olivieri per Badia, il suo tiro è respinto, la difesa è attenta e neutralizza. Ennesimo calcio d'angolo battuto da Salvagno, la palla colpisce il braccio di Nardi e l'arbitro ferma l'azione. Lotta sulla tre quarti di campo e servizio per Salvagno, gran tiro, Momodu respinge,
e poi anticipa anche Viola sulla respinta. Sulla rimessa. E prima della fine vediamo questa ammonizione su Pasquariello, probabilmente un fallo che la telecamera non ha visto, e poi fischia e chiude il tempo. Comincia il secondo tempo, batte Santa Lucia. Il Santa Lucia parte attaccando, Varano recupera palla, si lancia sulla sinistra del campo, fra gran tiro e Momodu fa una grande parata. Rimessa da fallo laterale, scambio e tiro verso la porta, Peritore si innalza e la tira giù. Prima sostituzione per il Santa Lucia, entra Ambrosio e esce dal campo Belfanti. Rimessa da fallo laterale di Arduini, la palla rimbalza, Varano la tocca di testa ma Momodu la coglie. Azione Ambrosio, Nardi e Varano e tiro che non impensierisce Momodu. Adesso è l'Audace che si lancia sulla destra del campo, il tiro di Herbert è respinto da Olivieri, quello di Pasquariello colpisce Pulvere e finisce a fondo campo. Azione di Pasquariello, conquista palla e lancia Grego che è contrastato da Olivieri, Peritore para a terra. Ancora Santa Lucia, Salvagno per Varano che serve Ambrosio, il suo tiro è ribattuto, viene raccolto da Nardi che la mette di nuovo per Varano, gran tiro all'incrocio dei pali ma Momodu mette fuori. Gli attacchi continuano, Varano per Ambrosio, lancio per Badia che appoggia a Salvagno che serve Nardi che ci prova dalla distanza, il suo tiro è a lato. Continuano gli attacchi di Santa Lucia, Peritore riceve palla, la mette per Varano, gran tiro che scheggia la traversa e finisce ancora a fondo campo. Poco dopo c'è la seconda sostituzione, esce Salvagno ed entra Ziviani. Si fa vivo l'Audace dopo questa rimessa da fallo laterale, Grego si lancia e riesce a tirare, il suo tiro esce a lato. Adesso è Viola che si lancia al centrocampo e la mette per Pulvere. Pulvere lancia Ziviani, si libera di un difensore, si invola, fa un traversone per Varano. Scusate le riprese, mi sono agitato, purtroppo il tiro è fuori e il gol non vuole arrivare. E sostituzione anche per l'Audace, Pasquali è sostituito da Capai. E si fa viva anche l'Audace, Capai lancia un compagno sulla destra del campo, arriva in area e tira, Peritore para a terra. E riprendono gli attacchi di Santa Lucia, Ambrosio per Ziviani, arriva a fondo campo, tenta un passaggio per Varano ma il suo tiro è ribattuto. Azione Varano, Nardi, Ambrosio che la mette di nuovo per Varano, il suo tiro è messo fuori dalla difesa. Ancora Santa Lucia, Fiero, Varano, Riva che la mette per Varano, il suo tiro è da dimenticare. Abbiamo fatto un'infinità di azioni, non abbiamo mai concluso. Vediamo questa azione dell'Audace in cui vediamo questo tiro finale di Pasquariello. Peritore fa un miracolo per salvare il risultato. E nuova azione in cui abbiamo rischiato, Pulvere leva la palla dai piedi di Palamadeala lanciato a rete. E purtroppo quasi a fine partita succede il fattaccio. Palamadeala è servito e la tocca per Greco, punta del piedi e la palla è in rete. L'Audace esulta, a noi rimane il rammarico di non aver saputo sfruttare le nostre numerose occasioni.
Alla ripresa probabilmente lo sconforto ci travolge, commettiamo l'ennesimo errore. Questo lancia Greco verso la nostra porta, Peritore è solo una maniera di fermarlo, si prende il giallo e il rigore. Alla battuta ci va Plamadeala, è un veterano, ma il nostro magnifico portiere riesce a rimediare e la mette fuori. La fatica si fa sentire anche per i giocatori dell'Audace, si fanno le ultime sostituzioni, ma la partita ormai è finita. Ultima azione anche per il Santa Lucia, rimessa di Peritore, qualche scambio e tiro finale di Ziviani che viene ribattuto. E guardiamoci anche l'ultima azione dell'Audace, tiro di Capai che esce a lato della porta di Peritore. Ancora qualche rimessa e qualche tiro, poi i fischi dell'arbitro decretano la festa dell'Audace. Noi pensiamo alla prossima col Pedemonte.